conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, è passata un'altra settimana e siamo qui perché manca pochissimo a una nuova partita del Lecco nel campionato di Serie C. Siamo già all'11ª giornata e ciò significa che davvero stiamo entrando in una fase molto calda della stagione, in cui ogni partita può risultare molto pesante, in cui non si devono perdere più punti. Il momento appunto è importante perché è adesso sostanzialmente che si inizieranno a definire davvero gli obiettivi del campionato, sia per il Lecco ma ovviamente per tutte le altre squadre del girone. Quindi il Lecco davvero non può più sbagliare e deve soprattutto dimostrare, far capire chi è davvero questa squadra, dove può arrivare, che cosa vuole raggiungere. Tra l'altro il Lecco arriva quantomeno da un risultato positivo, una vittoria 1-0 contro la Pergolettese, lo ricorderete nel lunch match di domenica scorsa, una vittoria che in realtà non ha convinto pienamente il mondo bluceleste, soprattutto i tifosi, ma che davvero era molto importante perché comunque si arrivava da 3 sconfitte consecutive e in una partita come quella della scorsa settimana contava davvero solo la vittoria a qualunque costo. La vittoria è arrivata, appunto ha dato un po' di morale, un po' di convinzioni in più a una squadra che era entrata sostanzialmente in crisi, in una fase difficile e delicata, e che quindi ha consentito a Baldini e al suo staff di lavorare con più serenità in settimana. In settimana si è avuta ancora la possibilità per noi della stampa di osservare da vicino i blucelesti in campo. C'è stato un allenamento aperto ancora di mercoledì e quindi abbiamo avuto la possibilità di sbirciare un po' i ragazzi di Baldini al lavoro, di capire un po' soprattutto le sensazioni, perché chiaramente in quella fase della settimana è difficile ancora avere indicazioni dal punto di vista tattico, non si pensa ancora in maniera seria alla partita, ma si lavora più che altro sulla parte atletica, e così è stato. Abbiamo avuto la possibilità di capire anche alcune cose sugli infortunati. Abbiamo scoperto ad esempio, cosa che poi è stata confermata ieri in conferenza da Baldini, che Zuberek non sarà a disposizione per il match di domani. Sono stati invece recuperati Galli e Galeandro, che in realtà erano semplicemente squalificati. Galeandro che tra l'altro proprio in settimana ha rinnovato fino al 2027, un rinnovo meritato secondo lo stesso Baldini, un rinnovo che lo lega quindi ancora ai blucelesti per altri 3 anni e che ne fa un giocatore centrale nel progetto appunto del Lecco. Lo è stato del resto sempre in questa prima parte di stagione. Da capire un po' anche come saranno le condizioni di Billong e Seliak. Billong non si è allenato fino almeno a giovedì per dei problemi sostanzialmente di influenza, mentre Seliak è alle prese, è dovuto tornare a casa in patria per un lutto familiare purtroppo, e di conseguenza sarà a disposizione sì per il match di domenica, ma saranno da capire meglio le sue condizioni fisiche. Match di domenica, non l'abbiamo ancora detto, che sarà contro la Feralpi Salò, quindi è lecito anche parlare di un big match, comunque di una sfida importante tra 2 squadre retrocesse dalla Serie B dopo un solo anno, quindi squadre accomunate da un destino comune. Feralpi Salò, che tra l'altro lo sappiamo è sempre stata un'avversaria ostica per i blucelesti nel recente passato, una squadra che ha sempre dato del filo da torcere al Lecco e che sicuramente lo farà anche domenica tra le mura amiche, tra l'altro dello stadio Turina di Salò. Quindi sarà una partita difficile, una partita tra 2 squadre che vogliono comunque lottare per obiettivi importanti. La Feralpi Salò ha iniziato la stagione un po' al rallentatore, ma adesso sta vivendo un ottimo momento di forma, ne parleremo poi a lungo nel corso della trasmissione. Il Lecco, come dicevamo, quantomeno ci arriva rinfrancata dalla vittoria in casa contro la Pergolettese.
Anche Baldini è ben consapevole che la partita sarà tosta, sarà difficile, perché appunto le due squadre hanno comunque obiettivi importanti in questa stagione. Vi faccio sentire subito le sue parole in conferenza stampa, prima poi di regalarvi una chicca molto bella secondo noi di LCN Sport che abbiamo preparato apposta per questa trasmissione. Ma intanto noi in più abbiamo cambiato la società completamente, e che non è una cosa scontata, quindi il lavoro sicuramente è stato maggiore il nostro, però come hai detto te e come mi è stato chiesto prima la domanda precedente, penso che siano due squadre che in questo momento hanno tutte e due voglia di risultato. L'allenatore lo conosco molto bene, è stato anche a Vicenza dopo di me, l'ho visto giocare diverse volte l'anno che ha vinto il campionato con la Reggiana, quindi lo conosco molto bene, ma il valore della rosa della Feralpi, a prescindere dagli squalificati che ha e dagli infortunati che ha, è un valore di una squadra importante, ha giocatori importanti in tutti i reparti, anche giovani ma importanti, quindi mi aspetto una bella prestazione, ho voglia di un'ottima prestazione, soprattutto naturalmente da parte della nostra di squadre, ho veramente voglia di una grande prestazione. Ripeto, quello che ho visto in questa settimana è una voglia diversa di fare prestazione, naturalmente recuperando tanti giocatori è logico che il livello aumenta, insomma. Avete sentito Baldini, il Lecco è atteso da una partita tosta, difficile, che sicuramente offre tanti temi di discussione. Il Lecco tra l'altro con la Feralpi Salò ha perso una partita in maniera molto pesante nei mesi scorsi, lo ricorderete ancora in Serie B, la squadra bresciana aveva rifilato un 5-1 pesantissimo ai blucelesti in una fase in cui si stavano comunque già decidendo sostanzialmente le sorti del campionato. Meglio non pensarci però al momento, perché appunto domani sarà un'altra storia di cui però non potrà fare parte purtroppo Luca Giudici, il capitano indimenticato del Lecco, il capitano che ha sollevato la coppa, che di fatto ha consegnato la Serie B ai blucelesti, quindi poco più di un anno fa. Lo ricorderete tutti, lo avete nel cuore sicuramente, perché con il Lecco ha vissuto tante partite, tante battaglie, è stato sempre protagonista, un professionista esemplare, un ragazzo d'oro che è stato molto gentile nel concederci un'intervista in vista proprio di questo match tra Feralpi Salò e Lecco, perché lui, ricorderete, si è trasferito proprio nella squadra di Salò a gennaio scorso, nel pieno della rivoluzione operata dalla dirigenza e dalla società, che purtroppo ha dato tutt'altro che risultati positivi al Lecco. Ce ne ha parlato, ha fatto un accenno anche a questi temi che comunque non sono facilissimi da affrontare anche a distanza di tempo. Troverete la sua intervista integrale sui nostri canali che ormai conoscete, sul sito di LCN Sport, anche in forma scritta. La troverete però anche in forma video e audio su Spreaker, sulla piattaforma sulla quale vengono pubblicati tutti i nostri podcast, su YouTube e sui nostri canali social. Ve ne faccio ora ascoltare un estratto, ringrazio ancora Luca per la disponibilità, perché è stato lui a dire come vede questa partita comunque importante e come soprattutto vede le due squadre che sono arrivate appunto dalla retrocessione e che ora si stanno adattando alla nuova vecchia categoria. Quindi vi faccio subito ascoltare Luca, il capitano di tutti noi blucelesti, e quindi appunto buon ascolto, poi torniamo qui per tutto il resto della trasmissione. Intanto buonasera a tutti,
Mi aspetto una partita sicuramente equilibrata, penso, una partita che è importante sia per noi che per il Lecco. Penso un momento fondamentale della stagione questo, in cui si decide un po' poi che campionato si andrà a fare, e quali saranno magari gli obiettivi. Quindi mi aspetto una partita comunque tirata, magari anche nervosa, tra due squadre sicuramente forti, sia come organico, come singoli, ma anche come gruppi. E, e niente, poi penso che potrebbe vincere chi insomma riuscirà a sbloccarla, chi sfrutterà al meglio anche solo un'occasione, perché magari potrebbe bastare un gol. Però mi aspetto insomma una partita così. Oltre a noi, a Feralpisa, ecco, anche negli anni si è sempre visto insomma che l'approccio alla categoria diciamo nuova è sempre un po' complicato, soprattutto quando si arriva da una retrocessione, anche se sia la Feralpi, Salò che il Lecco comunque sì, hanno un po' rivoluzionato, però hanno comunque, mi sembra, entrambi tenuto un blocco di vecchia guardia, chiamiamola così, da cui poi ripartire. È normale che ci vogliono delle partite, ci vogliono diverse settimane prima di riadattarsi alla categoria, un po' di ingranare, ecco, diciamo così. Poi adesso però penso che sia arrivato un po' il momento di trovare una propria identità. Penso che noi adesso l'abbiamo trovata, siamo adesso sulla strada giusta, perché poi, come ho detto prima, adesso è un momento molto importante, perché si definiscono un po' quelli che saranno gli obiettivi del campionato. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595 www.gpcar.it. Quindi ringrazio ancora Luca Giudici, che non l'ho detto prima ma comunque lo sapete sicuramente tutti, non potrà essere della partita per un brutto infortunio che gli è capitato nelle scorse settimane, che lo terrà fuori per ancora diversi mesi. Ha rimediato una lesione al tendine dell'adduttore della coscia destra, quindi un infortunio fastidioso, brutto. Gli auguriamo, glielo abbiamo già detto anche nel corso della nostra intervista, una pronta guarigione, anche perché vogliamo comunque sfidarlo poi al ritorno. Feralpi Salò, che oltre a Giudici non potrà contare anche su altri due elementi importanti come Balestrero e Zennaro. Entrambi sono stati squalificati nel corso dell'ultima gara contro il Padova, e quindi hanno costretto poi il tecnico Aimo Diana a reinventare un po' il centrocampo, perché sostanzialmente si parla di due titolari fissi nella squadra bresciana. Il tecnico ci ha pensato sicuramente nel corso degli ultimi allenamenti. Il penultimo è stato svolto nella giornata di venerdì, mentre sabato era prevista la rifinitura prima poi della gara appunto di domenica. Quindi qualche esperimento sicuramente sarà stato fatto, perché appunto mancano due pedine importanti, ma la Feralpi Salò comunque è da sottolineare che arriva al match contro il Lecco in un ottimo stato di forma, perché i punti sono, è solo uno il punto in più del Lecco, quindi la classifica parla di un ottavo posto, perché lo dicevo prima, comunque la partenza è stata un po' al rallentatore, ma la Feralpi Salò ora sta viaggiando a un buon ritmo, decisamente. Settimana scorsa appunto ha fermato il Padova sullo 0-0, un risultato che tra l'altro
in ambienti bresciani dicono essere stato stretto comunque alla squadra di Salò, che avrebbe meritato forse qualcosa in più e che ha tra l'altro finito il match tra alcune polemiche arbitrali, perché appunto Balestrero è stato squalificato dopo aver preso un rosso comunque discutibile a detta di alcuni, ma al di là di questo comunque in precedenza aveva vinto 2 partite la Feralpi Salò contro il Caldiero e contro l'Albino Leffe, quindi ripeto un buon momento che vedremo un po' se continuerà poi anche dopo la gara di domani. Però per capire meglio qual è la situazione, qual è lo stato di forma, quali sono le sensazioni in vista del match, ho chiesto un contributo come sempre prezioso a un collega che la Feralpi Salò la segue da vicino, quindi do la parola ora a Enrico Passerini del Giornale di Brescia. Sarà lui a spiegarvi un po' anche quelle che potrebbero essere le scelte di formazione verso Feralpi Salò Lecco. È una Feralpi Salò che sta bene, quella che arriva al derby dei Laghi. I gardesani infatti sono in serie positiva a 3 giornate. Hanno superato Albino Leffe e Caldiero Terme, mentre hanno fermato sullo 0-0 la capolista Padova. In realtà quest'ultimo risultato è andato un po' stretto ai bresciani, che nel primo tempo hanno recriminato a lungo per un rigore non concesso dopo un nettissimo fallo di mano in area da parte di Perrotta. Poi nella ripresa è arrivata anche l'espulsione di Balestrero, dopo una seconda ammonizione considerata troppo severa. E così il capitano della Feralpi Salò non sarà presente nella gara contro il Lecco. Oltre a lui assente pure Zennaro, che all'Euganeo ha rimediato il 5º giallo ed è stato squalificato. Durante la settimana dunque Aimodiana ha fatto degli esperimenti, perché il centrocampo è da reinventare, anche perché manca ormai da tempo l'infortunato Giudici, che è un ex Lecco. I 2 giocatori che dovrebbero prendere il posto di Balestrero e Zennaro sono Ergheligiu e Brambilla. Il primo, Ergheligiu, è una bandiera dei Leoni del Garda, e infatti a Salò dal 2017. Quest'anno ha giocato titolare le prime 5 partite, ma poi ha perso il posto ed ora è pronto a sfruttare questa nuova chance. Il secondo, Brambilla, è un classe 2001 arrivato in prestito in estate dalla Cremonese. Per lui, fino ad ora, solamente spezzoni di partita con meno di 100 minuti giocati. Per quanto riguarda il modulo, ci sono alcuni dubbi. Aimodiana ha sempre messo in campo i suoi con il 3-5-2, ad eccezione dell'ultimo match, quello con il Padova, dove ha preferito schierarsi a specchio con il 3-4-2-1. Il tecnico bresciano deve dunque decidere se optare per il doppio trequartista, confermando Cavuoti e Di Molfetta alle spalle di un'unica punta, oppure se tornare al modulo con 2 attaccanti, schierando contemporaneamente Dubiscas e Maestrello. Ci potrebbero essere novità anche in difesa, dove Diana sta valutando se dare un turno di riposo a Pasini, ributtando nella mischia Luciani. Capitolo statistiche. Questa è la 6ª partita casalinga stagionale per la Feralpi Salò, che ha pareggiato con il Novara all'esordio e poi ha vinto contro Virtus Verona, Giana Erminio, Albino Leffe e Caldiero Terme. I bresciani hanno dunque conquistato 13 dei 15 punti totali all'Ino Turina di fronte ai propri spettatori. La classifica però non è bellissima, dato che i verdeblù sono ottavi. L'obiettivo stagionale dichiarato però non è quello di vincere il campionato, ma di chiudere nelle prime posizioni della graduatoria. E dando uno sguardo al passato, nella stagione 2022-23, quella in cui la Feralpi Salò vinse il campionato di C, conquistando la B, la squadra di Stefano Vecchi viaggiava più o meno allo stesso ritmo e dopo 10 giornate aveva racimolato solamente 3 punti in più. Quel campionato però era molto più equilibrato e non c'era una squadra in fuga. Davanti a tutti, tra l'altro, c'era proprio il Lecco di Luciano Foschi, che in quel momento aveva una lunghezza di vantaggio sui Leoni del Garda, secondi. Quindi questo è il punto della situazione da casa Feralpi Salò. Quindi vediamo subito, oggi abbiamo avuto tanti contenuti, vediamo, è il momento di capire un po' quelle che potrebbero essere le scelte dei 2 allenatori per la partita. Cominciamo proprio dalla Feralpi Salò, quindi dai padroni di casa del match di domani, che come avete sentito anche dal collega hanno ancora qualche dubbio di formazione, anche a partire dal modulo, perché si potrebbe vedere il 3-4-2-1 visto a Padova, ma anche il 3-5-2 sperimentato invece soprattutto nelle prime giornate. Noi propendiamo per questa seconda ipotesi.
E in grafica quindi vedete la probabile formazione che vedrebbe Rinaldi in porta, Pilati, Pasini e Rizzo in difesa, Pietrelli, Brambilla, Ergheligiu, Di Molfetta e Bocci a centrocampo. Bocci, tra l'altro, lo ricorderete, meteora del recente passato bluceleste, arrivato a Lecco l'anno scorso ma senza sostanzialmente trovare mai spazio, e in attacco Maestrello e Dubickas. Quindi questa potrebbe essere la scelta di Diana. Per quanto riguarda il Lecco, anche qui non ci discostiamo troppo dalle ultime uscite del Lecco, ormai Baldini sembra più o meno aver trovato la quadra al di là di assenze per squalifiche e infortuni, quindi vediamo ancora anche qua in grafica la probabile formazione con il 4-3-1-2, Dalmasso in porta perché Furlan non è ancora disponibile, difesa con Lepore, Seliac, Battistini e Beghetto, Galli, Ilari e Di Gesù a centrocampo con Ionizza in posizione di trequartista, Scipos e Galeandro in attacco. Quindi queste potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Non mi resta che darvi appuntamento al pomeriggio, tardo pomeriggio di domenica 27 ottobre. Noi ovviamente saremo allo Stadio Turina di Salò per raccontarvi il match con le fotografie e tutti i retroscena del caso, ma ovviamente la partita ve la racconteremo anche qui da LCN Stadio, quindi in collegamento poco prima delle 17:30 di domenica, e poi torneremo qui nel nostro studio con tutti i contenuti, le analisi, i commenti a caldo con LCN After Match. Però mi permetto di ricordarvi ancora di non perdervi l'intervista a Luca Giudici che trovate integrale nel pomeriggio di oggi, sabato, su tutti i nostri canali di LCN Sport e anche qui su YouTube e, come vi anticipavo, sulla piattaforma Spreaker in formato audio, perché davvero è una chicca che secondo noi merita di essere ascoltata. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi do appuntamento a domani per Feralpi Salò Lecco.